Ciao amici, questo è il 51esimo episodio. Come prima cosa voglio fare una specie di sondaggio per chiedervi riguardo il colore della nostra nazione sulla mappa. È una stupidaggine, però se volete possiamo cambiarlo. Quindi io ho tre proposte, una è quella di mantenere questo. E invece due alternative possibili mi sembravano o un azzurro stile appunto azzurri, magari qualcosa di un po' più brillante di questo francese, oppure pensavo un rosso porpora in memoria degli antichi fasti romani, non lo so. Oppure anche potreste fare altre proposte voi. Se volete commentate, lasciate la vostra opinione e in base a quella poi vedrò se cambiare o meno il colore. Dato che ho scoperto come si fa, insomma, modificando il file di salvataggio, come ho fatto per le colonie, si può fare anche per tutto il nostro impero. Allora, qui intanto avevamo appena modificato le nostre unità, il che ha creato un po' di scompiglio, ma io pensavo di lasciare qualcuno qua per l'assedio, magari anche questo. Che cavoli, ma... Ok. E gli altri di caricarli sulle navi e riportarli a terra. Allora, io prossimamente prevedo due imprese. Vabbè, una è la immancabile dichiarazione periodica di guerra all'Inghilterra. Sti disgraziati non voglio che finiscano le loro malefiche colonie. Qui come va? Beh, la crescita è abbastanza rapida. Purtroppo qui è tropicale, quindi è più lenta. Allora, qui dobbiamo fare un'altra colonia. Quante che ne abbiamo adesso? 4. Se non sbaglio eravamo abituati pure a 5 noi. Quindi possiamo appunto... Allora, vediamo dove sono i nostri coloni, perché mi sono... Ecco, uno lo stiamo mandando qui, quindi la quinta è già in costruzione, ok. Per ora sono queste, 2, 3... Allora, dov'è la quarta invece? È quasi finita la quarta. Ecco, è questa, benissimo. No, perché era quello che volevo fare, creare questa colonia. Allora, sì. Dato che qui ci sono pochissime possibilità di successo a causa del clima... No, però ho fatto una cavolata. E se adesso insorgono, cosa succede? Potremmo morire tutti. No, vabbè. Mille uomini. Devo scegliere un giorno diverso. Siamo vivi. Ok. Non ho neanche guardato cosa è successo a Baden, ma... Ha cambiato forma di governo, vabbè. Dovremmo anche unificare la flotta. Ma fra poco arriverà. E vediamo un po'. Abbiamo iniziato anche a integrare l'Andalusia. Invece la seconda grande impresa di cui vi parlavo è la guerra all'Algeria. Voglio prendermi queste due malefiche province, in modo che in una successiva guerra, magari ne basta una, devo vedere se ne basta uno o ne servono due. In una prossima guerra il mio obiettivo è quello di vassalizzare l'Algeria. Se non è possibile venderle, perché sapete, da qualche patch a questa parte non è pressoché impossibile vendere province ai vassalli. Vediamo un attimo. Ah, non possiamo. Ma vi ricordo che per la Tunisia non era stato possibile, quindi probabilmente non potremo vendere le province al Marocco. Se però le potessimo vendere, allora prima annetteremmo queste due, le venderemmo e poi
annetteremmo anche questi in una successiva guerra e lo venderemmo al Marocco. Se vedessimo che non è possibile vendere, semplicemente integriamo magari questa e poi questa vassalizziamo l'Algeria e vendiamo questa. Le nostre, insomma, intenzioni sono queste. Probabilmente interverrebbero anche gli ottomani, ma non ci spaventano. Magari potremmo creare qualche pretesa appunto sugli ottomani. Non sarebbe una cattiva idea. Non so bene su che province creare queste pretese. Ma io penso Monastir. Di sicuro Monastir. E magari Mantese per poi potermi espandere a Rodi e Cipro. Insomma, dovrò vedere un po' la terza, magari Tarnovo. Allora, a quel punto, quindi, vediamo che gli ottomani si stanno espandendo ai danni dei Mamelucchi. Ma tutto sommato questo mi fa piacere, perché i Mamelucchi... Allora, vediamo se troviamo... Ecco, come vedete, hanno una quantità abnorme di province nazionali. Non so se la cultura abbia qualche importanza, però questo significa che se fossero ridotti proprio allo stremo, noi potremmo magari vassalizzarli in futuro e a quel punto rivendergli le province che hanno perso, che accetterebbero di buon grado, immagino, spero. E quindi ce la possiamo fare. Del resto gli ottomani non sono molto potenti militarmente a questo punto e di sicuro possiamo fronteggiarli senza troppi problemi, quindi, cioè, spero. Quindi più avanti sicuro ci sarà questa interessante guerra, ma adesso appunto l'Inghilterra sarà la nostra prima rivale. E poi ho notato un'altra cosa che magari era meglio notare prima, cioè che il Portogallo si è tuffato in Africa e ha fatto la sua colonia. E vedo che quindi loro hanno già un limite coloniale molto elevato, se sono già arrivati fin qui. Però lo sapevano già questo. Allora, quello che ci importa adesso è proprio escluderli completamente dalla colonizzazione. Come vedete, ormai alla Castiglia è rimasto davvero poco a colonizzare. E l'unica che non potremo fermare è la Francia, ma speriamo di fermarla in qualche modo. Comunque, gli lasceremo appunto strada in America, in modo che non avrà tempo di dedicarsi a altri continenti. Ma quello che dovremmo fare nei prossimi episodi allora è colonizzare tutta questa zona dell'Africa. Per arrivare fino a qui ho contato che ci sono 10 province costiere. Poi dovremo conquistare anche questa zona, che comunque ci darà vari benefici. E poi io andrei anche oltre e arriverei almeno fin qua. Anzi, se riuscissimo a colonizzare tutta la costa sarebbe davvero fantastico, così ci toglieremmo un problema. Ma per fare questo prima dovremmo lasciare una situazione più sicura in America, ragione per cui ho appena colonizzato questa zona. Quando finiremo questa zona e avremo finalmente questa ultima colonia del Messico, potremo dedicarci all'Africa. Ok, vediamo un po' come si parte. Basta che non ci sia ribellioni in questo mese, perché le nostre armate sono ai livelli minimi storici in tutto. Qui arrivano un po' di flotte, poi dovrò mandare anche un po' di flotta da qua. Purtroppo abbiamo anche rinunciato, cioè abbiamo involontariamente rinunciato al nostro esploratore, no? Ok, qui ci sono imbarcati. Abbiamo un diplomatico. Cavoli. Quante razze di nodi commerciali sono sotto il nostro controllo. Purtroppo non abbiamo i mercanti, però
per sfruttarli al meglio. Sì. Però tutto sommato la nostra economia va bene, quindi è anche naturale che ci concentriamo su idee di altro tipo. A questo punto, solo a livello 26 sbloccheremo quelle commerciali. 26, ci manca tanto al 26. Molto, sì, siamo alla metà. Vabbè. Allora, quindi i nostri Carlo Felice qua. Carlo Felice ci serve. No, qui ci mettiamo Galilei. Invece Gentileschi lo mettiamo qua. Perché stiamo colonizzando. Dovremmo fare anche questa guerra contro i Kilva. Allora, però a sto punto, dato che programmiamo guerre di questo tipo, ma sto dimenticando, sto sbagliando. Allora, mettiamo gli ottomani come rivale. Vi sentite minacciati? Allora, no, però aspettate, il nostro diplomatico ci serve. Potremmo mandarlo in Francia. Vedo che hanno... Vabbè, in effetti hanno il massimo di opinioni di noi, quindi mandiamolo in Austria che è meglio. Sono quelli che ci odiano maggiormente. Sono parte della coalizione, anzi sono il nucleo della coalizione. Se riuscissimo a scacciare l'Austria e la Spagna dalla coalizione, potremmo anche pensare di portare a termine i nostri piani in questa zona. Che non abbiamo più neanche troppo tempo. Speriamo davvero che rinuncino alla coalizione. Pur contro il loro interesse, dobbiamo dire. Perché... abbiamo perso 2 diplomatici, cioè 2 missionari. Cosa sto dicendo? 2 cardinali in un colpo. Vabbè, speriamo che non sia un mese fatidico per i cardinali questo. Allora, a questo punto, questo chiaramente è una nave da Mediterraneo, Principe di Venezia. Io direi 10 navi. E quello, cioè, sì, 10 navi a trasporto sono quelle che devono rimanere qua. I galeoni, lasciamone 5 qua. Può essere una buona idea. Va bene. E il resto lo mandiamo qua. Senza leader. Vabbè. Risparmieremo un po' di punti militari. Ecco qua finalmente abbiamo un po' di navi. E iniziamo già a sbarcare qualcuno. Allora, qui quant'è che manca? Io direi che è già il momento di dichiarare guerra, Pare proprio sì. Questi salgono veloci. Ah, ecco, finalmente questa colonia si sostiene sola e abbiamo formato un nuovo stato coloniale. Perché chiamiamo Guyana in italiano, naturalmente, cosa ho scritto? Guyana. Allora, che ho scoperto significa terra ricca d'acqua. Era, insomma, il nome dato dalla popolazione locale a questa regione. Va bene, qui non abbiamo più bisogno di costoro, li mandiamo qua. E abbiamo un nuovo stato coloniale. In futuro voglio anche investire un po' su... Anzi, io investirei già un pochino sullo sfruttamento, però costa punti amministrativi e non è forse la cosa migliore da fare. Dato che quelli sono troppo preziosi. Allora, qui come si va? Ma ci sta. Allora vediamo un po'. Sì, siamo abbastanza tranquilli come manodopera.
Siamo in pace, quindi possiamo procedere abbastanza rapidamente. Qui ci riprendiamo almeno un cardinale, l'altro mi sa che lo dovremmo abbandonare, spero solo momentaneamente. Ecco, adesso siamo pronti alla dichiarazione di guerra. Più che mai pronti. Ragazzi, imbarcatevi pure voi, perché... Allora, dov'è che andremo? Qua. Qua di sicuro ci sarà bisogno del nostro intervento, perché c'è un esercito inglese sicuro, quello che sta conquistando gli Aztechi. Aztechi, ci volete un po' bene? Sì. Noi vogliamo far fuori questi inglesi, ma abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Perché non posso... Cosa ho fatto? Non si sa. Ma... Scusa. Perché è disabilitata questa possibilità? Tipo... Qua non credo lo sia. Perché non ci sono mercenari, vabbè. E qui aggiungiamo comunque un po' di fanteria. Ok. Questo ci servirà qua. Comunque non si capisce davvero questa cosa. Vabbè. Tipo qua... No, non è possibile. Si è disattivata l'opzione. Va bene. Sì. Questi mercenari sono completamente... Insomma... Fuori tempo. L'unica cosa... Cavoli, sono velocissimi sti qua. L'unica cosa è che non possiamo forse attaccare in maniera così spregiudicata. Gli inglesi ci farebbero il culo, come si suol dire, col loro esercito che hanno qui. Le nostre colonie verrebbero annesse alle loro. Non sarebbe proprio il massimo. Sono io quello che vuole fare ciò. Meglio aspettare di avere... Però io, in effetti, che cavoli sto facendo qua? Io direi lasciamone... Quante ne servono? Una. Le altre le rimandiamo qua. E devono passare dagli Aztechi le altre. Allora, possiamo dichiarare guerra. Vediamo se abbiamo il casus belli. Appunto, è mia intenzione anche conquistare... come si chiama quella città? Belfast? No. Belfast non c'è. Qual è questa la più povera? Galway, questa. Bisogna partire da poco. Comunque i casus belli ci sono. Colonialismo direi che è assolutamente il più adeguato. Sono alleati all'Austria, sti disgraziati. Come osate? L'Austria però... vabbè. La Boemia deve accettare. Che razza di obiettivo sarà mai questo? Un po'... Insomma... mi puzza un po' quell'obiettivo, non mi piace. Allora... Ma non credo riuscirà a fare... Beh, potrebbe riuscirci, l'Austria è molto potente. Che razza di esercito hanno questi austriaci? Potrebbe essere una guerra un po' difficile, però... Sì, sono i nostri nemici storici, come sapete gli austriaci. Hanno ben 66.000 uomini. Però i francesi sono più forti. Cavoli, verrebbero ancora aggiornate le unità. Quindi i francesi hanno unità ancora più aggiornate. Infanteria da carica.
vi lasceremo fare un po'. Ma forse quindi dovremmo andare in Italia. Sarebbe più... Va bene, avete anche voi ragione. Dovremmo andare in Italia, dato che la prima guerra non è certo qua che la dobbiamo combattere. Ok, andiamocene in Italia. Allora, voi andatemi qua. Qui non riusciamo a passare. Vabbè. Non so neanche bene come faremo a passare in Italia. Allora, intanto che aspettiamo, che cosa facciamo? Non possiamo migliorare con questi perché abbiamo già migliorato. Neanche con l'Ungheria. E miglioriamo... no, con la Svizzera magari. Ecco. Vediamo. Non c'è fretta. Allora. È abbastanza bilanciato questo esercito. Purtroppo per arrivare in Sud America, cioè dal Sud America al Messico ce ne vuole un po'. Ok. Bene, bravissimi. Allora, vediamo un po' cosa hanno combinato questi inglesi nel frattempo. Si sono troppo sviluppati. Non possiamo più attendere. Più che altro avremo delle spese extra. Vabbè. Ci siamo abituati ormai alle spese extra. Vabbè, iniziamo già a richiamare il diplomatico. E vediamo se la Francia interverrebbe a nostro favore, soprattutto. Dovremmo avere anche un predominio navale, io immagino, in questa guerra. Ci sarà più che mai necessario. E l'Inghilterra non è proprio l'ultima, però non so se ci servirà un ammiraglio, questo è il discorso che sto facendo. Allora, dove sono le flotte inglesi? Le 11... cosa ci fa? Eccoli qua. Si trova in ben 2 guerre. L'Utrecht si è messo in una situazione al cavolo. Dove là? Come colonia in guerra con l'Austria? Oh, non votate più me voi? Come osate? No. Allora, vediamo un po'. Sì, non abbiamo proprio le relazioni al massimo. Allora, quant'è che ci impiegate a tornare? Accidenti, 12 giorni, non so se siamo arrivati in tempo. Oh, abbiamo liberato le Falkland. Voi rimanete qui a sto punto anche perché non avrei luogo dove mandarvi. Allora, dobbiamo dichiarare guerra. Speriamo, io spero che l'Austria dica ciao ciao. Allora, vediamo un po'. Bene, ci aiuterà la Francia. La Bretagna non fa paura a nessuno. E invece, allora, chi sono? Kit bla 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 e poi bla bla bla. Va bene. Sono 2 colonie molto interessanti. Devo dire che sono 100. Vedete come salgono velocemente? Io non posso più attendere. Chiaramente. Anzi, ho già indugiato troppo. CT Bilan, ecco. Ho visto bene perché voglio questa. Ok, sì. Ok. Vabbè, Austria, Bretagna e Francia.
Speriamo vada tutto bene. Inghilterra, i tuoi soprusi in America ci hanno davvero seccato un'altra volta. Allora, quindi per ora ci dirigiamo solo qua. Allora, voi seguiteci perché abbiamo bisogno di qualche sostegno. Allora, dov'è la nostra flotta? È questa? Sì, ok. Speriamo arrivi presto, perché ne abbiamo bisogno. Bretagna, Francia, Ulm, Austria. Ok. Vabbè, non ci stupisce tutto ciò. L'Austria ha una flotta? Non credo. Allora, l'Austria adesso è in un bel po' di guerre, però vabbè, non è che abbia subito chissà che. Potremmo prenderci anche Linz. Deve pagare l'Austria. Già, Linz ce la prendiamo, è giusto. Se ci riusciamo. Allora, vediamo un po' di portare queste armate, però dobbiamo diminuire un attimo la velocità. Va bene. Diplomatico. Maledizione, il Commonwealth. No. Com'è? Non ho capito. Ah, è dalla nostra parte? Ah, no, ha partecipato solo a un'altra guerra. Interessante tutto ciò. Allora, qui ho dimenticato un diplomatico, da bravo genio quale sono. Ah, adesso mi voterebbero, immagino. Sì, anche se non è ancora cambiata l'icona. Votereste l'Austria. Ma siete pazzi? A sto punto, vabbè, mandiamoli comunque qua. Aie. Ecco. Era quello di cui si discuteva. Allora, ragazzi, ci servi. Vabbè, non sei proprio terrificante. Meglio di niente. Allora, riusciremo a combinare qualcosa con sta flotta? C'è una flotta più decente? Tu dove vai? Raggiungici intanto che sei in tempo. Allora, qui abbiamo quante navi? Vabbè. Li affondiamo tutti, ragazzi. Non mi ricordo. Allora, queste sono. Cosa sono queste navi? Sono caracche. Qui abbiamo. Che razza? Barche. Ah, vabbè, questa è la flotta. Anche loro hanno tante caravelle, però. Barche contro caravelle, questo non mi piace. Noi abbiamo anche noi delle caracche qua. Queste cosa sono? Caravelle, sono più sviluppate. Potranno fare magari qualcosa, ma senza i galeoni qua e senza queste belle navi. Voi dove andate? Come state fermi? Ma siete pazzi? Va bene, Isidoro e Ubaldini, contiamo su di te. Abbiamo già perso delle navi, però sono le navi del nostro alleato. Vabbè. Prendiamoci subito la colonia prima che sia tardi. Abbiamo 3 coloni, 2 sono in viaggio, 1 è qua, dobbiamo chiedere questo. E lo mandiamo subito qua. Ok, ce la fa per un pelo però. Mio Dio, siamo sempre a pelo.
Vabbè, affonderà qualche nave, niente di grave. Giuseppe Bassano, l'importante è che affondi tutta la flotta inglese. Poi io sono contento, a prescindere dal resto. Ok. Possiamo migliorare le relazioni con... Ah, voi mi state facendo ammazzare? Un buon inizio. Allora, con chi possiamo migliorarle? Con chi è il nostro Treviri, no? Potremmo anche usarle contro gli ottomani, in effetti. Ma usiamo questo che accade per gli ottomani. Insomma, faremo una cosa prima, poi l'altra. Ecco, voi andate qua. Allora, qui com'è la storia? Perché tu sei un po' lontano per aiutare. Tu pure. Io direi che invece tu dovresti. Allora, 27. Sei ancora all'inizio tu. Tu vai qua. Perché qui siamo in perdite. Allora, abbiamo perso 2 navi per ora noi. 3 navi. Cazzarola. Loro non le perdono, ste navi. Quelli sono fuggiti già. Ok, credo di aver capito. Però se fuggiamo ora cosa succede? Vabbè, ci hanno abbandonato gli alleati. Questi sono idioti. Davvero sono idioti, ma... Voi fuggite, ho capito, voi fuggite e voi non mi aiutate. Che alleati al cavolo! Vediamo com'è la flotta inglese. Non se la passa troppo male, ahimè. Beh, ma neanche la nostra, devo dire. No, no, combatteremo fino alla fine. Forse. Al massimo rinnoviamo un po' la flotta. Sono caracche, sono che navi sono? Vedete quanto ci fregano sti qua. Maledetti. Questi non vogliono arrendersi. Ma voi ci aiutate? Ok, qui stiamo colando a picco, ok, questo ormai è acclarato. E quindi? Quanto li odio. Maledetti inglesi. Allora, fate così. Andatemi qua. Voi pescate sta gente. Ma non è forse il caso di perdere tutta la flotta in questo modo idiota. Ok, inglesazzi. Yucatan Channel. Ecco, adesso vi diamo la sistemata però noi. Non crediate che possiate salvarvi così facilmente. Allora, quante... A novembre, bravi. Allora, mi avrete colpito alle spalle adesso, ma... subirete la mia ira funesta e la mia vendetta. Allora, vediamo un po' se riusciamo a combinare qualcosa. Gli austriaci cosa combinano? Sono tutti qua. E i francesi stanno già pensando bene di distruggerli per bene. Interessante. Stiamo vincendo. Perché abbiamo distrutto i britannici. Come si chiama? Bretagnoli. I bretoni.
Ok, qua sta andando tutto bene. Qua potremmo valutare il passaggio. Ok. Voi avete almeno un ammiraglio? Perché io ho questa strana sensazione che voi non abbiate... Ah, non l'avete. Pordenone Bertucci. No, Bertucci Pordenone. Ma che razza? Hai due cognomi e nessun nome? Allora, Bertucci, dov'è che si trovano questi leader? Che io mi dimentico sempre. Ecco. Edifici. Ecco, best leader. Bertucci Pordenone. Oh, Pordenone Bertucci. Bertucci, fai schifo. Più schifo persino. Vabbè, del nostro schifosissimo. Ma scusate, ma noi abbiamo una discreta tradizione. Non riesco a capire perché abbiamo sempre sti terrificanti generali. Vabbè, qui dobbiamo aiutare immediatamente. No, non è vero, non lo facciamo immediatamente. Lasciamo che siano i nostri alleati a morire un po'. Ma mio Dio, stanno andando a picco. Colano a picco. Incredibile. No, però dobbiamo andare uniti, noi non possiamo mica... Insomma, non possiamo optare per il suicidio, no? Ok. Aspettiamo fine mese. Io direi, fammi qua, ma qua. Cosa ho detto? Non lo so. Vediamo di arrivare entro quel giorno di novembre previsto. No, non ci arriviamo, accidenti. Però non so se arrivano... Se sbarcano alla fine. Ah, infatti non sbarcano, ok. Adesso spero sia il colpo di grazia, ragazzi. Ma siete indistruttibili. Ma avete per caso le idee navali voi? Fatemi capire, immagino di sì perché. Ah, avete due idee navali. E anche delle tradizioni, niente male. Naval... Avete, insomma, un morale alla marina pazzesco. Capisco. E le prime due idee navali cosa vi danno? Morale. Accidenti. Il prestigio non importa, però il morale invece era meglio se non ce l'avevate. Allora, vediamo un po'. Voi dove siete? Ci arrivate qua? Beh, io spero questa volta. Ma siamo ancora in netta diminuzione. Cosa sto dicendo? In netta minoranza di navi pesanti. E il morale è loro? Ah, è la base quella del morale. Allora, vediamo un po'. Quante navi abbiamo perso? Eravamo al limite della manodopera, abbiamo perso già 12 navi, di cui buona parte pesanti. Però ci stanno... Ok. No, abbiamo perso pure un galeone ormai. Mio Dio. Sta flotta in inglese è più pericolosa del previsto. Ci ha affondato mezza flotta. Cioè... coloniale, vabbè. Però adesso stanno andando a picco pure loro, però, Non potrete resistere sempre, ragazzi. Vabbè. Abbiamo perso un'altra nave. Mio Dio. Vabbè, iniziamo a ricostruire i galeoni, ragazzi, perché abbiamo già perso troppe navi.
quanti ne abbiamo fatti? 5, 6, 7, 8, 9. Vabbè. 9. Maledizione. Loro sono 8, noi a 2. Proprio la guerra allo sfinimento completo questa. Va bene. Ma adesso arrivano altre 2 navi pesanti. Dai che ce la facciamo. Magari questo per tutti ci vale qualcosa. No. Però 2 navi pesanti ci volevano. Abbiamo guadagnato una provincia nazionale. Purtroppo le nostre flotte di riserva voglio che arrivino. Però ormai 13-12. Oh, finalmente. Abbiamo affondato. Maledizione. Ci è costato un po' affondare. Devo dire. Abbiamo catturato una nave. Evviva. Cosa abbiamo catturato? Non si sa. Comunque. Abbiamo una caracca. L'unica cosa che posso dire con certezza assoluta è che non abbiamo più galeoni. E mi pare che avessimo 5 galeoni prima. Vabbè, abbiamo perso 5 galeoni. Però una caracca ci è rimasta. Forse è quella la nave catturata. Vabbè, meglio di niente. Andiamo a salvare un po'. Ok, non avete più navi almeno, no? Purtroppo avere una risicata superiorità ci costa questo. Questo è il costo. Però adesso avete solo 10 navi leggere. Naturalmente ricostruirete la flotta. Però farete fatica a trovare i soldi, immagino. E questo mi fa felice. Adesso siamo un po' pronti qua, io credo. Ma sì, lo siamo. Per un attacco temibile nei confronti dell'Austria. E quindi ci dirigiamo anche verso l'Austria. Come va qua? Qui è una... Perché? Io abbandono sta colonia. Mio Dio, lana. Come lana? Ma sempre lana dobbiamo produrre nella nostra vita. Ma è tutto un complotto di lana. Allora, lana. No, io non voglio lana. Perché i francesi producono tutte queste splendide cose e io lana? No. Non ha senso. Vabbè. No! Mi siete già andati qua. Io sapete cosa faccio. Questo. Adios. Allora, voi me la conquistate sta zona. Proprio annessa, la voglio. Ah, brava Spagna, bravissima. Ok. Quindi questo è il nostro cambiamento di rotta. Allora, abbiamo fabbricato le pretese su Cadice. E nel caso sbelli contro la Spagna. Allora, qui direi che possiamo anche richiamare pure questi. Non è chiaro qua che cavoli succederà. Provate l'attacco. Non si sa. Vabbè, comunque un primo affondamento di navi e uomini è riuscito. E vedremo di fare in modo che siano tanti questi affondamenti, però
Allora, qui lasciamo solo questi. Allora, però la cosa qua è lunga. Allora, questa è la prima flotta che non serve neanche più qua. Che cavolo ti ho mandato a fare? No, però ti lascio qua, così avremo superiorità in futuro in questa zona. Tutto un casino. Allora, un diplomatico lo mandiamo in Russia? No. Commonwealth, dai. Non abbiamo più migliorato relazioni con voi, ma chi lo sa, potrebbe essere utile. Beh, voi invece le abbiamo migliorate. La Svizzera possiamo migliorarla. E l'altro lo mandiamo dagli ottomani, carissimi. Amici, amici, ma non tanto. Aie. Allora, Monastir, vai. Perché vi siete ribellati? Come osate? Sunniti. Ah, stavo convertendovi. Beh, forse avete qualche ragione. Allora, voi chi siete? Non mi ricordo. Qualche galea, soprattutto. Voi fermi. Voi andatemi a Lower Down. Voi riparatevi, invece con questi noi ce ne andiamo qua. E cerchiamo magari il prima possibile di salvare questi. Mio Dio, perdete al 60%. Allora, non mi piace, però dobbiamo lasciare pure qualcuno qua. Diplomatico, questo qui è un diplomatico interessante. Offensivo e spionaggio, però anche utile. E non abbiamo tanti soldi. Vabbè, ci accontenteremo per il momento. Ok, successo qua. E a sto punto dobbiamo mandarlo invece qua. Tutto un caos, però va bene. Non so neanche più che cacchio sto combinando io qua. Allora, voi siete... non siete più il mercantile, non si capisce più niente. Il mercantile non esiste più. Interessante. Cioè, non esiste più. Però siete voi, ragazzi, Avete cambiato nome. Allora. Allora, voi... no. Fate così. Mercenari. Ah, non si può. Voi siete proprio perduti. Voi mercenari dovete andarmi a esplorare un po'. Allora, il mercantile appena può deve fare un po' i nostri interessi commerciali, perché sennò... Bio, vivo, no, cos'è Bio? Che razza di... Ah, è questa qua? No, qui va bene. No.
posto è? Bayugula. Io ormai, con tutte queste colonie, non... Ah, è questa. Ok, per fortuna l'abbiamo annessa subito. Ci vengono portate le donne nubili. Va bene. E la popolazione cresce di ben 200. Ok, abbiamo il casus bello pure. Il casus belli. Va bene, va bene, va bene. Calma. Allora, qua aspettiamo 2 giorni. Allora, qui cosa abbiamo scoperto? Questa zona non ci importa molto. Cardinale, ce lo riprendiamo subito. Io direi anche di rifare quelle... Vabbè, non rifacciamole, facciamo così. Vedo che affondano più facilmente di là. Mandiamo queste 4 di là. E invece, vabbè, è un po' rischioso mandare 4 navi così. A Venezia facciamo un'altra fregata. E tu invece continua a sorvegliare Genova, che non si sa bene dove sia finita. Ok. Stiamo vincendo al 7%, che è un buon inizio. Siamo un po' impoveriti perché facciamo schifo come commercio, soprattutto a Venezia. Cosa è successo a Venezia? Non viene più niente a Venezia. Ui! Ci avete trasferito tutti i commerci? Maledetti austriaci, vi state arricchendo nelle nostre spalle. Ok, quindi niente più Genova. Maledizione. Abbiamo bisogno... Ma è davvero geniale tutto ciò, però, Allora, vediamo. Abbiamo scoperto il Belize. Questo non ci importa. Ah, non ci sono le navi? Ok, sono ancora in viaggio. Ok, qui mi stavo dimenticando, ma siamo arrivati proprio... Oh, cavoli, che tempismo. Strano, non sono abituato al tempismo. Allora, ne stanno succedendo di tutti i colori a quanto pare. Forse ci converrebbe anche lasciare una nave. Cioè l'unica caracca che abbiamo. A bloccare un po' i porti inglesi e a distruggere queste... Dovremmo distruggere l'esercito inglese. Quello sarebbe il colpo proprio di grazia a questi malefici. Io direi voi tornate un attimo, perché io ho bisogno che voi mi lasciate passare. Ah no, non ne ho bisogno, scherzate. Va bene, non so allora perché ho richiamato. Dov'è? Dov'è? Questo. È già qua. L'altro è già impegnato. Non andiamo benissimo così però. Vabbè, aspettiamo un attimo. Dobbiamo insomma liberarci di questi fastidiosissimi esserucoli un po' troppo inglesi. Allora, andiamo avanti. Mio Dio, avete davvero occupato buona parte? Ecco, finalmente. Io vi odio. Ciorottega dov'è?
No, per fortuna qui hai colonizzato altri che quindi sono più fortunati proprio per natura. Io no, non voglio più lana, io sono stanco perché non si può subire la produzione di lana per così tanto tempo. Basta, sono davvero stufo. Ok, finalmente qui. Allora, dov'è che finalmente possiamo mettere questo? Allora, dove sono i nostri fantomatici? Ecco, questo ormai ha finito, eh. Va bene. Dai che siamo un po' fortunati. Ok, lo siamo stati. Va bene, strano perché in tutti gli altri aspetti non lo siamo. Allora, ricolonizziamo qua. Maledetta Austria. Ma li rimandiamo qui per il momento. Ah, grazie Genova, speriamo davvero che questo sia il primo passo. Svizzera per la fine di questa maledetta coalizione contro di noi, anche se ne dubito. Allora, vogliamo un po'. Allora, le danneggiate se ne tornino qua. Le altre blocchino i porti. Ok. Io direi che però questa non è una mossa sicura. Perciò direi, voi andatemi qua. Voi lasciatemi quel cavolo che serve. Cioè questo. E poi andatemi qua pure voi. Vogliamo porre fine a queste insolenze. Ok. Ok, Nicaragua. Non durerà molto sta colonia. Allora, cioè sta missione del colono. Più che altro perché non possiamo accettare che qualcuno ci sopravanzi in tempo. Per fortuna la zona è arida, quindi loro non procedono velocissimamente, ma non so quanto questo ci potrà salvare. E si avvicina, anzi è vicinissimo. Abbiamo le casus belli. Il tempo di dichiarare questa guerra è vicinissimo. Però non credo che abbiamo il casus belli. E questi spagnoli? Allora, qui come va? Vedo che sì, bravi francesi, avete dato una bella lezione agli austriaci. Vediamo se abbiamo il casus belli. Sì, l'abbiamo, fantastico. Il trattato si concluderà a novembre, quindi abbiamo davvero anche questa guerra da poter portare avanti. Io direi, magari mandiamone uno comunque qua, per far sapere ai nostri alleati che noi ci siamo pronti ad aiutarli. Qui potremmo anche riprenderci. È folle però, meglio far così.
Vabbè, dato che non... al momento non ci serve di nuovo più questo. Potremmo anche dare noi l'ultimo colpo ai nostri rivali austriaci. Ok, bravo. Però forse... ecco, bravo. Ok, bravissimi. Così forse è meglio stare qua a sto punto. Voi chi siete? Le barche. Ah, ok, siete arrivate, bravi. E qui stiamo stravincendo come al solito. Bene. Qui è arrivata la fregata. Fregata che dovremmo mandare qua. Vabbè, però mandiamola qua. A Genova, di sicuro a Genova ci va. Qui quante navi abbiamo, scusate? Ah, sì. Io direi che questo episodio è giunto al termine. Un altro episodio. Queste navi sono riparate, le mandiamo qua. Tu non sei riparata. La flotta azteca ci dà il suo supporto. E beh sì, comunque il tempo è più che mai passato, quindi chiudiamo qui. Però penso che nel prossimo episodio vedremo tante altre simpatiche battaglie. Magari una battaglia... ci siamo persi quella tra francesi e austriaci. Però potremmo appunto essere protagonisti noi stessi in una bella battaglia prossimamente, che magari una buona volta il nostro esercito potrebbe anche vincere, chi lo sa, non sarebbe male, anche perché abbiamo bisogno di un po' di tradizione militare, è quello che ci serve. Tu riesci a bloccare? Sì, però invece qua non riusciamo. Allora. Nicaragua. Ecco, tu del Nicaragua ti devo richiamare perché ci servi già qua. Ok. Va bene, allora chiudiamo qui, alla prossima.